Siamo qua con Luigi Tontoranelli e Daniel Duerrihaus che stanno preparando una nuova produzione di Sardegna Teatro che debutterà a brevissimo, il 14 di aprile. Caffè Sinai. Cos'è Caffè Sinai? È un luogo, un caffè dove si incontrano due personaggi un po' pesanti della storia, che sono Giuda Iscariota e Ponzio Pilato. E il testo è tratto da un Paul Claudel, che è un gesuita francese, che ha scritto La morte di Giuda e il punto di vista di Ponzio Pilato. E io anni addietro feci una drammaturgia e finalmente vedrà la luce qua. Ho fatto un po' di repliche, ma finalmente vedrà la luce qua al Teatro Massimo dal 14 aprile al 21 aprile. Verrà fatto sia per le scuole che in serale, il sabato e la domenica, e forse anche un lunedì sera, ancora non si sa. Quindi se chiamate e prenotate ci aggiungono una replica. Siamo io e Luigi, io faccio Giuda e lui fa Ponzio Pilato, che è perfetto per il ruolo, come vedete. Perfetto, non si sa perché, però eccomi qua. Allora, io faccio questo Ponzio Pilato. E quindi ho detto, bisogna sapere chi è Ponzio Pilato, no? Allora sono andato sul Wikipedia, sono diventato modernissimo, sono andato su Wikipedia, ma sto Ponzio Pilato di dov'è? Dove è nato? Chi è? Sai che cosa ho scoperto? Che Ponzio Pilato, io sono dell'Aquila, no? Ponzio Pilato sa dov'era? Dell'Aquila. Ponzio Pilato, uno dei pilastro della storia dell'umanità, era dell'Aquila, e ho detto allora mi tocca farlo, lo farò, non so l'avventura dove mi porterà con questo qua, però credo sia una cosa molto bella. Stiamo provando a tavolino ancora, ci divertiamo molto, si ride, si ride molto. Si ride abbastanza. No, sì, perché uno dice Ponzio Pilato e Giuda, chissà che mettendoli insieme, però insomma lo spettacolo è una commedia. Ovviamente è una commedia che si basa su dei testi scritti da un filosofo francese, quindi i testi sono molto belli, non solo divertenti, cioè il divertimento, il gioco ce lo mettiamo noi da attori, ma siamo legati alla nostra parola, è una parola ben scelta, ecco. A me non piacciono le commedie con la leggerezza anche delle cose che diciamo, insomma parliamo di due archetipi importantissimi della storia, sono i due personaggi che bene o male hanno causato insomma la morte del Cristo, del nostro Gesù, e incontrandosi questi due personaggi hanno fatto quello che poi il mondo è il più grande martire della storia, e io volevo che si sapessero però anche le loro ragioni, perché molto spesso si giudica nel mondo senza sapere il perché si giudica, quindi a me interessava invece che queste due persone raccontassero i loro motivi, ecco, il motivo del suo tradimento e del menefreghismo e delle mani lavate del signor Ponzio. Che poi abbiamo scoperto che in fondo questo Ponzio ha un'umanità molto debole, molto fragile, molto piccola, poverino. Non è questo mostro, cattivo, ma non lo è no. nessuno. In realtà è proprio quello il punto: chi non ha peccato scagli la prima pietra, che siamo tutti un po' Giuda e siamo tutti un po' Ponzio Pilato. Chi di noi non ha mai tradito e chi di noi ha fatto finta di non vedere delle cose? Siamo tutti personaggi, siamo tutti Giuda e siamo tutti Ponzio, e quindi ho trovato interessante proprio quello di raccontare qual è la parte di Giuda di ognuno di noi e qual è la parte di Pilato di ognuno di noi. E nel testo, nello spettacolo non saremo gli unici due in scena, ci sono altri personaggi, cose, persone, animali, che però ve lo lascio così alla vostra curiosità di venire a vedere chi sarà con noi in scena, ecco. E non sarete soli in scena, ma questo spettacolo vi vede insieme anche nelle vesti di regista, perché ha una doppia regia questo spettacolo, quindi tramite questi due personaggi controversi forse vi state anche un po' relazionando, visto che Luigi è un attore, definiamolo storico, della compagnia Teatro di Sardegna, mentre tu sei un giovane allievo delle masterclass che circuita attorno al teatro da qualche anno. Questa è un'opportunità di confronto, come vi state trovando? Ci si picchia ogni tanto. Ci si picchia, sì. Ma no, bene. Allora, va bene, diciamo che ora sì, io lavoro con Teatro Stabile della Sardegna ormai da un po' di anni, ho incontrato Luigi, abbiamo fatto un Giardino dei Ciliegi 5 anni fa con Paolo Magelli,
Poi abbiamo Metastasio. fatto i Karamazov con regia di Guido De Monticelli, quindi già un po' ci conosciamo, e ovviamente a me interessa molto che in scena avvenga lo scambio, insomma, che ci sia insomma, un lavoro insieme. Ecco, siccome il lavoro non ha un regista da fuori che ci dirige, noi ci ascoltiamo, ci scambiamo le opinioni. Ovviamente io, conoscendo il testo molto bene, lavoro da un punto di vista drammaturgico, però lo scambio è sempre alla base. Per me il teatro e i rapporti, insomma, di scena tra attori di base senza scambio sono molto noiosi, ecco. Devo dire che a me mi ha un po' stupito questa visione della scrittura di Claudel, perché io ho fatto una volta, molto tempo fa, un testo di Claudel che si chiama L'Annunzio a Maria, ed era un testo, diciamo, ortodosso, in cui non ci si poteva divertire neanche per niente, perché si parlava soltanto di cose religiose, insomma, scritte da un teologo vero e proprio. Qui sono scritte da un teologo, ma messe un po' messe in mano a uno che è toscano di origine, teologo. Toscano, irlandese, che vive in Sardegna, tanto bene non sto, e quindi ho voluto tirar fuori da questi testi filosofici la parte più divertente, più da commedia, che è un po' una mia capacità. E quindi lavorare con Luigi per me è straordinario, l'ho sempre stimato tantissimo perché è un attore duttilissimo. E se io faccio con lui, se recito con lui, è perché anch'io lo stimo e lo amo come attore. Dal 14 al 21 aprile al Teatro Massimo, il sabato alle 19, la domenica alle 17. Tutti gli altri giorni sono alle 11 la mattina, o 10:30 la mattina, sì, per le scuole ma anche per chi vuole venire, insomma. Ecco, Daniel, tu stai facendo dei progetti speciali anche attorno a questo spettacolo, proprio sulla formazione, perché la tua esperienza ti porta ad avere spesso dei rapporti con gli studenti, a organizzare dei laboratori nelle scuole. Allora, diciamo che secondo me una delle parti più importanti del teatro è il pubblico. Cioè, pensiamo sempre, il teatro si è un po' autocelebrato negli ultimi anni, il teatro ha fatto teatro per i teatranti, ci siamo un po' chiusi noi stessi, parlandoci da soli tra di noi, e invece secondo me va fatto un grandissimo lavoro per riportare, per cambiare il pubblico e far tornare un po' i ragazzi a teatro, perché loro saranno il pubblico del futuro. Nessuno ci pensa mai al pubblico, cioè crediamo di far teatro per loro ma lo facciamo per noi, purtroppo. Invece per me è fondamentale. Io ho la fortuna, credo sia anche un onore, di lavorare con gli adolescenti in molte scuole anche qui della Sardegna. Adesso sto lavorando al Liceo Mozzo e credo molto in loro, credo che loro siano il pubblico del futuro, quindi va preso ora, perché poi se no è troppo tardi. Già hanno una pessima opinione del teatro, la maggior parte ritiene che sia molto noioso e purtroppo a volte ci hanno proprio ragione, lo devo dire da attore, e quindi sì, lavoro con loro sul territorio ed è per me veramente una grandissima fortuna poter lavorare con loro.